Questa settimana siamo a Villadose, Mediopolesine, cittadina molto importante, quasi 5.000 abitanti e che dire, è una cittadina abbastanza effervescente. Tra l'altro una delle poche che ha la possibilità anche di estendersi, ci sono dei progetti importanti per quanto riguarda insediamenti industriali, per quanto riguarda anche le associazioni, ci sono un sacco di associazioni molto attive che vanno dalle associazioni che seguono i giovani a quelle che seguono gli anziani. Andiamo a sentire naturalmente il sindaco, andiamo a sentire naturalmente i cittadini e le associazioni varie. Andiamo con il sindaco di Villadose, Pierpaolo Barison, al primo mandato qua a Villadose, ma con un'esperienza politica non indifferente. Detto Ippo, perché ci tiene a questo... Detto Ippo, per gli amici, detto Ippo. Prima domanda di rito, i pregi degli abitanti di Villadose. Ah, tantissimi, dovremmo stare qua fino a questa sera, però facciamo, ma indicato di fare in fretta. Gente buona, gente disponibile, gente impegnata, gente con grandi valori, in modo particolare con il riferimento all'attenzione degli altri. Qua sono persone che fanno tantissimo per gli altri e poi persone che hanno la schiena dritta e sanno dove essere diretti. È l'unico paese ancora in zona che è bellissimo. Ecco, quindi parli da persona entusiasta. Certo. Ma perché? Perché abbiamo tutte le comunità del possibile. Per un paese abbiamo tutte le comunità, tutte. Lei è nato qua, vissuto qua? Sì. È cambiato? Beh, tutti quanti i paesi cambiano un po'. Penso sì. È cambiato in questi anni? Sì. Ma in meglio o in peggio? No, meglio. Sì, dai, abbastanza. Meglio, dai. Purtroppo da Roma arrivano poche risorse e come fate voi? Anche quest'anno tagli. Esatto. Ecco, Villadose è un comune particolare, ma già da 15 anni a sta parte, da 20 anni a sta parte, grazie alle iniziative volute dalla legge in primis, e poi anche per accorgimenti di bilancio non abbiamo questi grossi problemi, anzi proprio non ne abbiamo problemi, al di là che si vorrebbe sapere di più. Noi abbiamo la fortuna di ospitare la discarica, fortuna e anche disagi. Questo ci permette di avere delle casse importanti, degli introiti importanti e di conseguenza grazie a questi introiti riusciamo a tenere i servizi equilibrati nei costi e ci dà la possibilità di sopperire a queste sofferenze che mancano dal governo centrale. Ci sono molte associazioni, probabilmente bisognerebbe un po' intesserle insieme, unirle insieme. È una struttura portante per la vostra città, l'associazione? Sì, c'è tanto volontariato, ci sono anche altri gruppi di volontariato. Portiamo le persone all'ospedale a fare le visite, tanto volontariato. Comune denominatore della provincia di Rovigo, lo diciamo spesso, tante persone anziane e per fortuna ci sono tante associazioni che seguono gli anziani. Perché qui possono partecipare tutti, da 0 a 100 anni di Il socio più anziano ha 97 anni e più giovane 11. Ecco, quanto è importante secondo voi associazione tipo la vostra in un momento dove effettivamente la popolazione diventa sempre più anziana? È quello di socializzare, di stare assieme e far trascorrere delle ore un po' tranquille e spensierate, altrimenti sarebbero sempre davanti alla televisione e basta. Sopra ci sono altre associazioni. Questa è stata in collaborazione con l'amministrazione comunale? Certo, l'edificio è del comune, diciamo, e a noi hanno dato, cioè sono partiti con una stanzetta piccola e poi piano piano siamo arrivati fin là in fondo. E abbiamo la nostra cucina dove facciamo i nostri manicaretti e questa è la sala grande dove giochiamo, dove stiamo insieme, diciamo, ecco. Avete extracomunitari che decidono di abitare qua? Noi abbiamo per motivi storici un po' per di tempo diverse famiglie di marocchini, di pakistani, anche di albanesi, tra l'altro quelli dell'est hanno trovato un po' il loro tessuto, hanno fatto famiglia, addirittura hanno aperto aziendine, quindi sono cose
Diciamo che abbiamo il nostro numero di persone che si sono inserite, i figli tranquillamente li vedo giocare nella squadra di calcio, nella squadra del rugby, cioè si sono inseriti. C'è stato nel passato per un po' di tempo con qualche riferimento particolare, faccio riferimento ai Rom, okay, dove avevamo abbiamo sofferto un attimo, poi grazie all'intervento delle autorità superiori, quindi corpi di polizia, carabinieri, prefetture e quant'altro, e grosso impegno da parte nostra e tanta pazienza in modo particolare di un rione di Villadose, la cosa si è risolta e diciamo che adesso non abbiamo più questa problematica. Abitava a Villadose, adesso dove abita? A San Martino. E San Martino ha qualche caratteristica migliore di Villadose o no? O preferisce ancora il suo paese natio? Beh, il paese nativo non si dimentica mai. Ah sì? Sì. È come il primo amore? Sì. E quando viene qua la trova più bello o più brutto di quando l'ha lasciato? È più bello. Con la bicicletta regolamentare, cosa pensa di Villadose? Cosa vuoi che pensa? Che è un bellissimo paese. Sai che tutti lo dicono, c'è nessuno che abbia detto ma Villadose qua, Villadose, invece a voi piace Villadose? Sì, io sono nata e cresciuta a Villadose, non andrei mai via. Ma se dovesse dire mi piace in particolar modo perché? Ma forse perché è dalla nascita che sono qui, io non ho mai cambiato paese, non so neanche darle una risposta, a me piace. E neanche lo cambierebbe? No. Avete una zona industriale importante, ancora Florida? Noi abbiamo una zona industriale importante, direi importantissima, e Florida è floridissima, abbiamo avuto dei problemi dal punto di vista gestionali ancora qualche anno fa, interventi particolari grazie all'ARPA, grazie a Veneto Acque Venete, grazie anche a certe prescrizioni dato il Comune, sono state messe in salvaguardia alcune attività, quindi non ci sono questi problemi. Ci sono espansioni. Per dirvi, ne cito una, c'è un'azienda che proprio fra qualche giorno, dal notaio la settimana scorsa abbiamo firmato la convenzione che regola i rapporti di amministrazione, abbiamo un raddoppio dell'area, stiamo parlando di una multinazionale svizzera, e tenga presente che avere 150 posti di lavoro nel 2025, quindi già in primavera del 26, non è cosa da poco. Poi abbiamo altra azienda che sta pensando se trasformare alcuni prodotti, stiamo parlando di farmacia, stiamo parlando di prodotti sanitari, se addirittura cambiare strategia, cambiare prodotto. Poi abbiamo i tubi di plastica che siamo rinomati per questo. Se la domanda è come stanno raddoppiando. Tra l'altro gli investimenti forti in statali che si stanno vedendo adesso, quindi anche la viabilità, sono previste 2 rotatorie da farsi nel giro di poco tempo, la prossima settimana verrà anche asfaltata la pista ciclabile, quindi ci sono degli investimenti importanti per la zona industriale. È un paese benestante dove che la gente, diciamo, si è sempre arrangiata molto bene. Paese di lavoratori. Per la collettività. Capito? Paese di lavoratori, dice. Sì, un paese di lavoratori, ciao. Quindi io che sono nato e residente in Via Liona la conosco bene, ha avuto un grande parroco, Monsignor Luigi Maragno, che l'ha fatta crescere e dopo siamo andati avanti con le sue, diciamo, direttive. E noi siamo in un bacino del Medio Polesine. Il Medio Polesine attualmente va nel Padovano attraverso il ponte di Boara e sappiamo qual è la confusione che c'è a Boara. C'è il transito per il ponte di Anguillara, ma sappiamo la confusione che c'è per il passaggio di Mar di Mau e Sarzano, già quei problemi. Ecco, qua ci potrebbe unire tutta l'area di Villanova Marchesana, di Gavello, di Ceregnano, parte di Villadose, e in un transito, San Martino e anche Petolazza, in un transito noi abbiamo già la viabilità che va in discarica, arriva proprio nel confine di Rovigo, lì con una bretella in cui non ci sono grossi, secondo me dal punto di vista investimenti da fare, si arriva direttamente al ponte di Anguillara, quindi quest'area più che la Transpolesana, secondo me sarebbe più utile collegarla con la Padovana attraverso il ponte di Anguillara. Allora, beccato al volo, l'ex presidente della provincia, nonché sindaco di Ceregnano, ma abitante a Villadose, con dei suoi amici, colleghi. Com'è Villadose? Io ho girato tutto il pianeta terracqueo, però non cambierei assolutamente questo paese perché ci vivo da 40 anni, ci sto benissimo ed è uno dei paesi
a mio modo di vedere, dove si vive meglio del Polesine. Ma quando sei diventato sindaco di Ceregnano, Sì. che sappiamo c'è un po' di attrito tra Ceregnano e Villadose. Nel modo più assoluto? Ah, no. Questa qua è la dichiarazione che ci state facendo. No, assolutamente. Anzi, fare un comune unico. io avevo tentato di fare la fusione, dopodiché qualcuno mi ha detto, beh, la vuoi fare la fusione perché vuoi fare il sindaco di entrambi i paesi? Ho detto sì. Spero che si possa perseguire ancora questa possibilità di fare questo comune unico, che sarebbe uno dei comuni dell'Interland di Rovigo tra i più importanti, anche perché qui a Villadose e Ceregnano ci sono delle potenzialità non indifferenti sul piano anche economico, industriale. Qualcuno dice il Polesine sta diventando terra di conquista. Il Veneto ha una propria legge in cui ha pianificato il ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta alla fase finale che è lo smaltimento o in discarica con relativa situazione di gestione della discarica oppure in altri impianti con riutilizzo. Cioè, il ciclo c'è. A livello di ogni provincia, chiamiamo, c'è un'autosufficienza e noi abbiamo in provincia di Rovigo, per quanto riguarda la parte pubblica, perché discarica, quando parliamo di discarica parliamo sempre di intervento pubblico, per quanto riguarda il pubblico noi siamo autosufficienti. Poi cosa esiste? Esiste un'altra storia riguardante i rifiuti che non sono la parte pubblica ma chiamiamoli speciali, classificati speciali, che vanno fuori da quello che è la competenza pubblica e sono come fossero attività, sono regolamentate dalla legge e qua ci troviamo davanti a noi tantissime iniziative. Tra l'altro sono tutte iniziative che ricadono in un recupero ambientale delle situazioni, degli aspetti, perché ricordiamoci, il fare energia, il fare prodotti di metano, il fare riutilizzo e quant'altro sono tutti elementi che vanno a riqualificare l'intervento ambientale. Allora mi capisci che però in un territorio stretto e lungo, tra l'altro bellissimo dal punto di vista, prima mi parlavo dal punto di vista ambientale, abbiamo anche la particolarità che siamo pochi e in modo particolare i politici sono litigiosi e questo può causare dei cortocircuiti. Ecco, che ci siano però tanti impianti che riguardano il recupero della forsu, per intenderci, che è sempre materiale derivante dall'aspetto pubblico, e non riutilizzo dall'aspetto privato, qualcosina potrebbe incidere nel ragionamento, ma perché dobbiamo portare da di fuori tutti questi materiali per riutilizzarli noi? Punto di domanda. Però dal punto di vista pubblico noi siamo autosufficienti. Dall'altro punto di vista qualche riflessione bisogna farla. Villadose è un bel paese, strutturalmente si è sviluppato. Come popolazione, ecco, va un po' perdendosi la gioventù, ecco, non vediamo più iniziative belle. Nel passato avevamo Amnesty con Voci della Libertà. E c'è ancora, non sono spostato. Si è spostato, ma non è più Villadose. Avevamo un gran raduno in occasione della centuriazione, adesso non c'è più. Purtroppo abbiamo sempre un neo molto brutto che è la posta. Ma manca perché? Perché 3 mesi per ristrutturazione e 2 mesi punto di domanda. Ma è solo temporaneo questo il Sì, problema? perché non sono spaccato un po' un bancomat e purtroppo siamo messi così. Ecco, io volevo far vedere anche gli altri suoi colleghi che non vorrebbero farsi vedere. Sì, Allora qua siamo nel reparto senatori. Sì, questo sì, chiamato qui anche G8. Anche chiamato G8? Sì, è chiamato G8. Ma lei chiede in paese, e vede che... Qua siamo al G8, l'argomento di questo momento? Al momento sempre politica o sino calcio. Ah sì? Sì, o rugby. Il lunedì calcio. O rugby. E la politica? La politica cioè, siamo un piccolo Cremlino. Stiamo correndo per il sindaco adesso. Sì. Per tutti i gruppetti per fare il sindaco. Chi di destra, chi di sinistra, chi di centro. Fra 10 anni come vede Villadose? Allora, guardi, proprio in questi periodi qua sto pensando molto al passato. Cosa ho fatto, cosa non ho fatto, e sicuramente qualcosa è sempre fatto in proiezione di quello che farò. Io nel 2017 ho lasciato la politica, nel 2020 mi sono trovato di nuovo, mi sono trovato cosa vedo di Villadose. Intanto
faccio una riflessione mia personale, sicuramente fra 10 anni io non ci sarò, ci mancherebbe altro, non si sa mai, no, ma i mandati al massimo sono 2, sto finendo, non so neanche se ci sarà per il secondo, valutiamo. Ma Villa d'Ose, secondo me, se parte un ragionamento legato alla possibilità di urbanizzare dal punto di vista di civile abitazione nel nostro territorio, sicuramente ci saranno potenzialità enormi. Qual è il problema? Il problema è che finanziario adesso è legato all'urbanizzazione. Io ho provato, ho contattato aziende, ditte per dare possibilità anche attraverso gli interventi del sindaco dal punto di vista urbanistico di dare aree. C'è una considerazione che tutti quanti si fermano che è legata al fatto del contingente immobiliare. Cioè costruire una casa costa adesso al metro di più della vendita al metro dell'immobile, per cui tutte le imprese, aziende edili e chi vuole fare investimenti stanno aspettando un altro, io ho contatti. Quindi se dovesse sfociare questo tipo di iniziativa, e Via d'Ose nel tempo l'ha sempre avuta, poi tenga presente il collegamento verso Rovigo, che io ripeto, l'asse Adria, potrebbe essere molto favorevole, però bisogna che i prezzi legati alla realizzazione delle opere siano inferiori rispetto ai prezzi di vendita degli immobili, perché altrimenti nessuno andrà a costruire. Quindi fra 10 anni, se parte questo, vedo una grande prospettiva. Poi tenga presente che chi passa per la statale Rovigo-Adria passa in una linea, in un vettore che poco si accorge di Villa d'Ose. Se uno entra su Villa d'Ose si accorge che Villa d'Ose è proprio un bel paese, è proprio una bella cittadina. Okay? Quindi io sono contento che Maggi oggi è venuto a Villa d'Ose e mi ha detto mamma mia che razza di paese, e quindi per me sarebbe proprio l'occasione che vedo nel futuro tutte le persone che tra l'altro potrebbero transitare nel Delta, mezza giornata fermati qua, no? Quindi entri e certo bisogna dare i servizi, bisogna creare le condizioni per fare questo. Puntata finita, la settimana prossima ritorniamo in Basso Polesine e che dire, da Leandro Maggi è sempre un piacere conoscere questa nostra provincia che ogni volta ci rivela delle cose che non sapevamo. Ciao ciao!